Partiamo dall'inizio. Io mi chiamo Chiara Vigo perché mia madre è di Sant'Antioco, mio padre è di Calasetta. Nell'isola di Sant'Antioco si conservano queste due etnie, per cui i tabarchini hanno cognomi genovesi, per cui io mi chiamo Vigo. Però ogni volta che penso alla mia vita penso anche che era già scritta. Mio papà muore quando ha 38 anni, mia madre rimane vedova e viene destinata, perché era ostetrica, a fare l'ostetrica condotta a Sardara. Evidentemente a me non va il clima o ci saranno state delle motivazioni che hanno comunque provocato nel mio fisico tutta una serie di malattie, una presa all'altra, per cui essendo di salute cagionevole, già a 4-5 anni io vengo affidata alle cure di mia nonna, per cui non vivo con la famiglia, diciamo, con mia madre, i miei fratelli e mia sorella, peraltro noi siamo 6, io sono la più grande di questa famiglia. La cosa non mi dispiace affatto, visto che mia nonna, da quando io sono nata, io nasco nel febbraio del 55, quindi in un periodo dove la politica ha un assestamento di tipo democristiano, per cui la Chiesa e il fratello di mia nonna era un monsignore, hanno e tracciano sicuramente un'impronta nella mia vita anche spirituale. Però mia nonna ha di più. Mia nonna, da quando io nasco, arriva a tutti i miei compleanni con la torta o il dolce, e comunque il vestito nuovo, e comunque crea tutta un'atmosfera per cui mi diventa facile, se vogliamo usare un termine un po' forte, staccarmi da mia madre per fare di mia nonna praticamente l'essenza della mia esistenza. Dove vivo e dove cresco? Cresco in un mondo fatato, perché io cresco assieme a mio bisnonno, suo padre, che è un sarto, è un maestro di sartoria, Raffaele Mereu, poi lei che è un maestro di tessuti e di disegno di tessuti, che è Mereu Maria Maddalena Rosina, la moglie di mio bisnonno, quindi mia bisnonna, che è una recamatrice, il marito di mia nonna, che è un maestro di stucchi per le basiliche e di restauri di pietra. Tutto un mondo che naturalmente è fatto di fili, è fatto di terre, è fatto di arti di vario genere. Per cui se cresci e vivi dentro un'arte o dentro una famiglia che fa quello, dentro di te è come se qualcuno tessesse un arazzo che poi diventa troppo grande per poterlo mettere in qualsiasi altro angolo, se non conservarlo dentro di te. Quindi io cresco in pratica in mezzo a fili, trame, torsioni, fusi, pastori con lane, mare. Mare si differenzia, diciamo, dalle altre cose, perché mia nonna mi parla di questa cosa in continuazione, mi insegna delle cose che quando cresco, divento più grande, mi accorgo che non sono le stesse che insegna nei corsi professionali dove viene chiamata a insegnare. Vedi IRACOP, vedi ANAFLA, vedi Isola, vedi tutti gli enti avvicendatesi negli anni 60 circa. Mi rendo conto, però non lo dico, che quello che insegna a me è diverso, ha un'altra struttura. Quando poi, verso i 18 anni, io gli chiedo, io continuo anche la mia vita, nel senso che studio, faccio le magistrali, insegno alla scuola materna, vado e vengo, mia nonna ha sempre laboratori con 40-50 ragazze, quindi crea il centro pilota Isola Sant'Antioco, tira su anche una cooperativa, ma poi la lascia, perché comunque non rientrava nei suoi canoni idealistici. Qual è il problema? Il problema è che se si dovesse definire oggi la mia persona,
Io non sono un artigiano, come lo si intende oggi, e non sono un artista, come lo si intende oggi. Io sono rimasta in quello che già probabilmente ero prima di nascere, cioè numaiste vanno. Cosa vuol dire? Vuol dire che io non devo vendere niente e non mi interessa vendere niente. Io conservo per chi verrà quello che già era. Quindi la lavorazione del bisso, che è una cosa che ha 7000 anni di storia, che è arrivata a Sant'Antioco con l'unica persona che la poteva portare, che quindi stiamo parlando di Berenice, perché la lavorazione del bisso è di origine ebraica. E l'unica persona ebrea arrivata qua è Berenice. Quindi, facendo un discorso di logica e tenendo conto che i Mereu sono ebrei come origine, naturalmente abbiamo una faccettatura di quest'arte. Del resto basta farsi un po' di viaggio dentro i testi sacri, quindi dentro la Bibbia, e abbiamo proprio delle iscrizioni che riguardano la lavorazione. Quando Dio vuole l'efod del sacerdote Aronne, specifica, lo vuole in bisso, torto, sbiondato in succo di cedro, ricamato a vari ricami tessuti. Esattamente il tipo di lavorazione a unghie che serve per comporre un qualsiasi pezzo di arazzo. Cosa conserva un maestro di quello che è la sua arte e perché è importante che i maestri appartengano a un albo speciale dove vengono lasciati liberi di conservare per chi verrà quello che già era? Quindi cosa intendo? Intendo che la Regione dovrebbe fare una norma per cui i maestri vengono mantenuti con un vitalizio dalla Regione e però le loro opere non sono in vendita ma diventano automaticamente patrimonio della Regione Sardegna. Quindi vengano collocati in musei fruibili dove cooperative di giovani possono anche reggere il museo, quindi creare tutta una catena di lavoro molto più alto come elitarietà. Perché queste arti non sono trasmissibili col sistema di oggi. Queste arti hanno bisogno di tempo e ognuno il suo. E mi spiego meglio. Se un ragazzo viene in bottega, cioè viene nella mia stanza a imparare una delle branche della mia arte, io gratuitamente gli trasferisco quello che a lui serve e quello che lui si porta via. O meglio, un maestro non ti dà niente di più di quello che tu sei capace a portarti via. Perché un maestro ha in mano un patrimonio gestuale e un patrimonio esoterico, che piaccia o no, che non può essere abbattuto da orari, compilazioni di schede e tutte queste cose molto belle, sicuramente se si deve fare un corso di computer, fotografia e altro, ma inadattabile assolutamente a un'arte. E mi spiego meglio. Quando io ho chiesto a mia nonna: ma voi ti avete imparare questo sabrevo tutto a memoria, ma non ti spero su scrivi? Mia nonna mi ha risposto: non ti posso scrivere, sta bella se nuda. Poi sta sul libro da gattara d'ogni gente e du ligeri d'ogni gente. Su che scio su nosu, a volta, se fince pericoloso. E banda la donna a chini porta il suo cervello per mangiare. Tu ti stai scrivendo questa ricetta di salua? Vabbè, però se non da scrivere si verde. No, non si verde se lui dà l'oca c'è la conca.